Nuovo caso di meningite meningococcica nel bellunese. Un 55enne di Sedico è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Belluno. Ieri sera era arrivato in pronto soccorso con una sintomatologia importante e gli accertamenti hanno diagnosticato l'infezione. Subito è stato attivato il tracciamento dei contatti dell'uomo per individuare le persone che hanno avuto uno stretto rapporto con il 55enne in ambito familiare, lavorativo ed amicale nei 7 giorni precedenti l'inizio dei sintomi. Tutti saranno sottoposti a profilassi antibiotica. L'età matura del paziente rende più semplice questa attività rispetto a quella necessaria per un giovane che solitamente ha una vita sociale molto più attiva. Il contagio in età adulta non è molto frequente, il 60% dei casi si verifica al di sotto dei 30 anni, il 40% al di sopra, ma calcolando che nella popolazione il numero assoluto di over 30 è molto maggiore, la percentuale di contagio tra adulti cala di parecchio. È un caso possibile ma non particolarmente frequente. C'è da dire che la primavera è la stagione tipica, un po' insieme con l'autunno, di queste forme invasive importanti da meningococco. Il caso odierno è il secondo nel giro di una decina di giorni nel bellunese e segue quello della studentessa 18enne di Feltre colpita da meningite meningococcica dopo una gita scolastica ed una serata in discoteca. Per ora classifichiamo questi due casi sporadici, nel senso che non abbiamo messo in evidenza alcun collegamento tra i due. È evidente che faremo ogni ricerca in questo senso, ma non penso evidenzieremo nulla dalle prime evidenze appunto che abbiamo. C'è da dire che nel post-Covid la frequenza di queste malattie, in qualche modo venendo meno quelle misure di profilassi generale che avevamo durante il Covid, torna a diventare ai livelli ordinari. È anche da osservare che un adulto non, diciamo, come dicevo, non ha una casistica così frequente. Per quanto riguarda la fascia giovanile invece stiamo intensificando l'offerta vaccinale proprio per contenere al massimo la casistica.